Ma qualcuno si sarà chiesto perché questa rubrica si chiama Il silenzio del press, visto che in realtà il press chiacchiera? È una bella domanda. Forse volevo indicare la solitudine, forse volevo indicare che da un piccolo sito come questo, che non ha sponsor che lo fanno crescere a livello mediatico, non ha un grande ascolto come forse meriterebbe. Forse perché in questo silenzio in realtà quasi di nascosto, come al tramonto, alcune verità emergono in maniera soave e delicata, chi lo sa, come sempre ai posteri l'ardua sentenza, anche se io potrei permettermi oggi di interrogarmi su questo interrogativo. Ci saranno i posteri? Sembra una cosa apocalittica e negativa, ma non lo è. Del resto non dimentichiamoci che anche i dinosauri sono scomparsi dalla faccia del pianeta. Ma restiamo in tema, e qualcuno dirà, vabbè, ma il tema non l'hai detto, non importa, lo dico adesso, il tema è molti articoli che sono usciti dopo la sconfitta dell'Italia denuncia le scuole calcio. Perché? La nostra esperienza in ambito di scuole calcio deve raccontare di situazioni al limite della sopportabilità, ovviamente non in tutti i campi, ma purtroppo in troppi campi dove il comandamento è le urla e l'incitamento dei genitori alla violenza, l'impreparazione degli istruttori, che spesso non sono neanche istruttori, con l'imperativo categorico, è uno solo, quello di vincere ad ogni costo, dimenticandosi che il calcio deve prima di tutto essere uno strumento sociale, che il rapporto con i bambini è di una delicatezza estrema, perché stiamo parlando dell'imprinting, cioè vale a dire del marchio che un bambino riceve sulla propria anima nel momento in cui entra in una realtà agonistica. Ci entra ovviamente anche prima, dove nasce, come nasce, le origini, la famiglia, ma la scuola calcio per i bambini che hanno 5, 6, 7 anni è un vero e proprio profondo imprinting. Vale a dire che avremo noi delle forze, tra virgolette, che entreranno in campo maleducate, educate male, sia da un punto di vista tecnico, tattico, perché gli istruttori sono carenti, ma specialmente da un punto di vista umano e quindi sociale. Forse la vera rivoluzione che Tavecchio dovrebbe comprendere e tutti quanti i vertici della Lega Calcio a tutti i livelli è che va rifondato il movimento dalla base, e per rifondare un movimento dalla base occorrono anni, non interventi che vengono poi fatti ruotare intorno a regolamenti nuovi. Un altro regolamento che mi terrorizza è che stamattina Tavecchio ha detto che aumenterà le aliquote per iscriversi ai campionati, ma è di questo che ha bisogno il calcio, è questo il motivo del fallimento di un'intera nazione che sarà assente ai campionati di calcio. A questo punto, dalla prossima puntata, io vorrei proprio togliere anche il silenzio del press e, in maniera paradossale e divertente, fare una foto in nero e scrivere l'oscuramento del press, il che però vorrebbe dire che non c'è più speranza. Però, siccome siamo uomini collaudati, io specialmente sono molto collaudato, avendo una discreta età, non posso parlare di speranza, ma solo di una cosa molto più semplice: buonsenso e determinazione.
fino a che io starò nel calcio ci proverò, ma avrei bisogno di aiuto, non soltanto da quelle poche persone che mi ascoltano, ma da qualche persona che abbia veramente a cuore le sorti del calcio italiano e della dimensione etica da dare ai bambini. Questa dimensione etica che poi perde connotati e anche fragranza nelle intemperanze dei tifosi, nella follia del tifo. Io mi ricordo una volta mi trovavo sul lago Trasimeno e rimasi sbigottito nel vedere una strada che andava a destra in salita e una a sinistra in salita e c'era il nome dei paesi, uno è beccati questo e l'altro beccati quest'altro, non è uno scherzo, esistono davvero, andate a vedere sul lago Trasimeno, però è questo un po' il senso, beccati questo e beccati quest'altro, mors tua vita mea. Homo homini lupus, certamente questo buon Dio che ci guarda dall'alto dovrebbe forse scendere un pochino più in basso. Lascio ai teologi e alle religioni dirimere la vexata quaestio e la difficoltà di comprendere come mai questo pianeta sia ridotto in queste condizioni. Vi sembra troppo per una squadra di calcio e per un sito pallonaro? No, non è troppo, perché sono tanti anni che noi stiamo combattendo una battaglia di questo tipo e purtroppo anche i mezzi di informazione sono disinteressati. Perché? Perché Monterosi? Perché è un piccolo paese? Perché non c'è qualcuno che desidera che venga reso noto quello che si sta facendo a Monterosi? Com'è possibile che sulla Gazzetta regionale non sia mai citato il Monterosi che in questo momento ha la quasi totalità delle sue squadre, della scuola calcio e dell'agonistica in testa alle classifiche, a testimonianza che il lavoro che stiamo facendo ha un suo peso e una sua fattibilità? Domande tante, come al solito, risposte nessuna. E quindi pensando ad oscurarmi dalla prossima settimana, ci penserò ogni notte, non posso oggi dire viva l'Italia. Abbracciarla sì, certamente, abbraccio l'Italia e la realtà del mondo del calcio nella speranza, questa parola che risuona sempre nelle teste, nelle menti, nei desideri delle persone, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.